Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita, una partita speciale che riguarda una delle giocatrici della nostra nazionale italiana. Anche nel gioco degli scacchi esistono le competizioni a squadre e il 2021 è un anno particolare. Proprio oggi è iniziato il campionato europeo a squadre. Italia è presente nella sezione maschile ma anche nella sezione femminile. Purtroppo al primo turno la nazionale maschile è stata sconfitta da una delle formazioni più forti e anche favorita per la vittoria finale dall'Azerbaijan, mentre la nazionale femminile ha pareggiato 2-2 contro la Lituania. Vediamo subito la partita che vi porto e con il bianco abbiamo la fortissima Tea Gueci, che magari molti di voi già la conoscono, lei è molto presente nei social network, anche lei svolge delle attività didattiche su internet, se non sapete chi è cercatela perché è molto brava. Con il nero abbiamo la sua avversaria e il nome non sono sicuro della pronuncia, comunque Gabija e Simkunaite. Ok, nome da approfondire, pronuncia da approfondire. Vediamo un po' come è andata subito la partita. Iniziata con E4 C5. Tea Gueci è una giocatrice molto aggressiva, molto offensiva. Io la conosco personalmente e sin da piccola lei aveva una buona predisposizione per il gioco complesso, per le combinazioni in attacco. In questa posizione sta affrontando la difesa siciliana con alfiere B5, che è chiaramente una delle mosse possibili, e siamo nel pieno della variante rosso-limo. La sua avversaria decide quindi di giocare E5. E5 evita, almeno per adesso, ogni tentativo del bianco di portare rapidamente un pedone in D4 e quindi lo controlla due volte. Arrocco corto per il bianco, alfiere D6, e qui si può intuire che il nero probabilmente conosce questa posizione, perché una mossa come alfiere D6 a chi potrebbe venire in mente o chi conosce questa posizione o chi magari non sa che mettere un alfiere davanti al proprio pedone sia un errore. L'idea di alfiere D6 alfiere D6 è senz'altro una mossa molto interessante e a volte, così come magari vi ho mostrato in altri video, comunque in altre partite lo vedremo senz'altro, quest'alfiere fa una manovra strana, fa una manovra zig zag. Infatti c'è anche una variante dell'apertura Benoni che prende il nome di apertura variante Snake della Benoni, con quest'alfiere che zig zag si muove all'interno della scacchiera. Quindi quest'alfiere D6 potrebbe avere in futuro l'idea di andare in A5 per forse cambiare questo cavallo, oppure l'altra idea semplicemente che dopo il cambio in C6 qualcuno deve tenere sotto controllo il pedone in E5 e dunque quell'alfiere svolge un ruolo. C3 da parte del bianco, A6 giocata all'istante da parte della giocatrice lituana, quest'alfiere deve andare via, l'alfiere torna in E2. Cavallo F6 e dopo D3 siamo nel pieno del medio gioco, perché il nero decide quindi di arroccare e adesso dobbiamo un po' interpretare e capire come continuare la partita, perché il bianco sicuramente deve cercare di fare D4, a volte cerca anche di fare F4, però la presenza di quest'alfiere diciamo che dissuade il bianco dalla spinta del pedone in F4, perché chiaramente attiverebbe all'istante l'alfiere di case nere. Una mossa naturale di attesa, comunque sia una mossa sicuramente corretta, è questa spinta che neutralizza per adesso la presa di spazio a ovest sul lato di donna da parte del nero. Torre B8 giocata in partita, alfiere G5 inchioda e a questo punto l'alfiere non ha di meglio che tornare indietro. Bene, questa posizione mi sembra abbastanza favorevole per il bianco. Sicuramente il bianco qui è riuscito a ottenere una buona posizione dopo l'apertura. Adesso iniziano le manovre. Cavallo D2, tipica mossa di sviluppo, arriva D5 da parte del nero e donna C2 rafforza un po' la posizione. Qui direi che siamo nel pieno di manovre molto simili a quelle di un'apertura spagnola. Nell'apertura spagnola è molto facile per il bianco cercare di manovrare per poi decidere di scagliarsi contro il centro avversario, magari una rottura qui al centro con pedone per D5 o cavallo per E5 preparandola con torre 1, forse alfiere H4, alfiere G3, tante frecce all'interno della scacchiera, perché effettivamente sono molte le idee che si possono ancora mettere in pratica. Alfiere 6 da parte del nero sostenendo la posizione, torre D1, la torre da lontano guarda la donna avversaria, quindi in caso di aperture di colonne centrali la torre bianca svolgerà sicuramente un ruolo molto attivo. Cavallo G4 da parte del nero. A questo punto alfiere per E7 è stata giocata, probabilmente, che poi in realtà è anche una mossa proposta dal software. Al software piace
questa sequenza: io catturo in D5, ti attacco 2 pezzi, tu mi prendi e a questo punto dopo H3 ti mando indietro. Però trova anche una mossa, propone anche una mossa veramente strana, perché in questo momento quest'alfiere è controllato 2 volte dai pezzi del nero, e qui al software piace tanto cavallo per F2. Ok, magari chiaramente essendo anche un incontro a squadre, negli incontri a squadre è importante non sbilanciare troppo il gioco, soprattutto all'inizio, perché bisogna un po' aspettare di vedere l'evoluzione delle partite avversarie, ma anche dei propri compagni di squadra, ovviamente. Quindi una posizione del genere è sicuramente sconsigliabile. Al software piace questa posizione, la considera leggermente, proprio pochissimo, favorevole per il nero, ma effettivamente diciamo che Tea ha giocato probabilmente il seguito più umano, ma anche quello più semplice. Quindi alfiere per E7, donna per E7, a questo punto dopo H3 il cavallo deve andare via, si posiziona al lato. Il cavallo che va al lato ha sempre idee strane, perché in futuro vorrà tornare verso il centro, magari attraverso questo percorso. Comunque cavallo F1, e così come nella difesa, nell'apertura spagnola, comunque in queste aperture dove bisogna manovrare tanto, il cavallo da F1 ha chiaramente il suo futuro, vede il suo futuro in G3, e da lì cercare quindi di conquistare e saltare in F5. D4 da parte del nero che avete appena visto, cattura in D4, cambio del nero in D4, e dopo il cambio questa è la posizione ottenuta. Ok, c'è soltanto una colonna aperta e chiaramente entrambi i giocatori vogliono cercare di conquistarla, quindi la donna è vero che conquista la colonna, però ben presto verrà attaccata, quindi dovrà andare via. Donna D2 giocata da parte del bianco, e qui ci si prepara a una semplice, probabilmente torre C1 o forse a volte A5. Questo è il tipico pedone che con una mossa soltanto ne blocca 2, e quindi è come se a volte un semplice pedone in A5 bloccando 2 pedoni è come se qui in questo caso il bianco avesse un vantaggio materiale. F6, F4. Donna D2 aveva 2 idee: l'ingresso a destra, comunque sul lato di donna, e dall'altra parte l'apertura con il pedone in F4. Cattura in F4, riprendiamo, e dopo torre C8, torre C1. Ok, questa è una posizione realmente molto equilibrata, dove ancora entrambi si possono esprimere per cercare di ottenere un piano. Da notare che un cavallo in E5 sarebbe molto forte per il nero, e quindi il bianco deve sempre stare lì pronto a tenere sotto controllo questa mossa. Cavallo F7 giocata in partita, cavallo G3, e a questo punto donna B4. Occhio, attenzione, perché qui sembra che anche il nero abbia delle mosse forti, perché donna B4 attacca B2, e dopo donna per B2 ovviamente c'è una certa pressione su questa torre in C1, bisogna fare attenzione. Alfiere G4 cambiando l'alfiere, perché questo alfiere è forte non tanto perché sta attaccando, ma svolge un ruolo difensivo importante, perché tiene sotto controllo questa casa F5 e dunque rallenta il cavallo che possa saltare lì. La partita continua, quindi alfiere per G4, donna per G4, e dopo torre per C1 segue chiaramente anche lì un cambio. Il cavallo nero, come da programma, dopo questa manovra si piazza in E5. Chi lo rimuove probabilmente non lo rimuoverà nessuno, però il fatto che il cavallo si sia spostato può permettere alcuni ingressi. La donna va in E6, re H8, e qui il cavallo bianco salta in F5. La posizione sembra critica, sembra veramente difficile questa situazione qui, perché adesso diamo uno sguardo alla partita e diciamo ok, questa donna già ha un ruolo attivo, mi sta attaccando la torre, mi sta attaccando il pedone che era già attaccato dal cavallo, e qui molto difficile continuare per il bianco. Ricordate la premessa? Dicevo che Tea è una giocatrice tattica molto, molto creativa, e qui gioca una mossa veramente bella. Invito tutti a mettere in pausa il video e proporre una mossa da bianco. Non so se avete messo in pausa il video, comunque la mossa giocata in partita è questa qui. Bella, ok. La torre chiaramente non può catturare per via del famoso e tipico matto del corridoio, quindi l'unico modo per difendersi da questo matto potrebbe essere forse torre G8.
problema del torre G8 è che il matto si creerà lo stesso, perché io gioco cavallo E7, ti attacco la torre è attaccata 2 volte, non si può più difendere e quando tu mi catturi arriverà l'altra torre bianca lì in C8, contenta, diamo matto e allora ottima chiusura da parte del bianco. L'unico modo per difendere è G8 e qui vi dico, anche per esigenze di squadra ma anche della gestione del tempo stesso della partita, perché i giocatori giocano con 90 minuti più 30 secondi e nella parte finale, quindi dopo 40 mosse, hanno un bonus di 30 minuti. Quindi c'è una ripetizione di mosse che probabilmente avvicina il bianco alla 40esima, ma nel frattempo gli dà anche la possibilità di vedere un po' come sta andando sulle altre scacchiere. Re G8 giocata e qui Tea trova l'altra mossa veramente bella, molto bella, molto forte. Anche questa posizione in realtà c'è un vantaggio, questa è una posizione vinta perché bianco mantiene l'iniziativa e oltre all'iniziativa crea delle minacce concrete, perché adesso dopo donna C7, come vedete, questo re è rimasto incastrato in trappola, circondato da pezzi bianchi e quindi donna G5 è l'unico modo che si ha per continuare. In realtà ci sono tante altre mosse possibili, però donna G5 sembra quella che evita minacce di matto rapide, perché cavallo F5 scacco di scoperta seguita da donna per G7 è chiaramente l'idea del bianco, quindi donna G5 mantiene il contatto su G7. Torre F1, portiamo altri pezzi contro il re del mio avversario e dopo torre 8 cavallo F5. Ok, il bianco è in vantaggio, qui la partita è continuata con re G8, le minacce esistono, non si possono difendere e dunque donna per B7 guadagna un pedone, mantenendo comunque sia una buona iniziativa. I pezzi del nero sono un po' incastrati tra loro perché cavallo per D3, che sembra molto forte, in realtà non funziona per via di questo scacco, di questo attacco da lontano. E quindi non resta altro che creare una possibile via di fuga giocando H5, ma il bianco rafforza tutto, prima con la donna, poi elimina il pedone centrale e la posizione continua a essere sempre favorevole. Bisogna poi fare attenzione perché anche il nero, seppur costretto, perché il giocatore che sta peggio, il giocatore che è in svantaggio materiale, poi è costretto a giocare sempre per un dinamismo per l'attacco, quindi torre C8, con l'idea di torre C2 è una minaccia concreta. H4 giocata in partita, la donna deve andare via e a questo punto donna 7 ripropone nuovamente la minaccia di matto. Cosa importante perché chi è che difenderà il matto? La donna nera non fa in tempo a rientrare indietro e allora la torre va in G8, che è chiaramente una posizione passiva. Se la torre difende vuol dire che non mi potrà creare alcuna minaccia. D4 giocata da parte di te, a cavallo G4, chiaramente quel cavallo bisogna portarlo via, e donna F7, il pedone H5 presto lascerà la scacchiera, perché chiaramente attaccato non era difendibile. Infatti dopo donna per cavallo H6, donna per H5, torre F8, arriva a D5 e la partita continua con questa semplificazione. A questo punto è il momento di creare una rete di matto e la rete di matto si crea portando la torre in gioco. Quella che in tanti altri video, comunque chi mi conosce, chiamo la manovra dell'ascensore, perché la torre va su e poi da lì si sposterà nella colonna di fronte all'avversario. La partita prosegue e a questo punto dopo H5 1-0 per l'Italia, forse 2-0 perché Daniela Movileano aveva già vinto, quindi 2-0 per l'Italia perché a questo punto l'ingresso in G6 è imparabile e dopo la donna interviene la torre. Ok, splendida partita, comunque ottimo inizio da parte di Tagueci in questo torneo. Rivediamo rapidamente com'è andata la partita. Quindi una rosso limo in cui il bianco ha deciso di giocare delle manovre, quindi un modo un po' più, tra virgolette, più lento per cercare di impostare delle manovre, e questo è chiaramente uno dei tanti atteggiamenti del gioco a squadre. L'obiettivo del bianco è cercare di realizzare la spinta in F4 e l'obiettivo del bianco solitamente è coordinare donna cavallo sul lato di re, e quindi, come abbiamo visto in partita, ci riesce dopo il cambio dell'alfiere di case chiare. Adesso a questo punto questo cavallo è abbastanza forte sia in F5 che in H5 e la donna da G4 sta creando anche una minaccia su C8, quindi arriva il cambio di una torre, cavallo E5, e qui c'era la mossa di cui
vi parlavo prima, molto, molto bella, e donna C8 minacciando il tipico matto del corridoio, ripetizione di mosse per raggiungere probabilmente la 40ª, finché donna C7 porta una posizione molto tagliente, perché il re del nero purtroppo è incastrato tra i pezzi del bianco. Donna G5 difende torre F1 e a questo punto le minacce di matto sono evidenti. Al bianco non resta altro che cercare di liquidare, ridurre le possibilità di controgioco avversario, e lo fa catturando dei pedoni. Quindi torre C8, H4 scaccia la donna, e dopo donna 7 la minaccia di matto obbliga nuovamente il nero a tornare in G8. A questo punto non resta altro che peggiorare la posizione dei pezzi neri. Donna F7 minaccia H5, effettivamente la cattura in H5 avviene la mossa dopo, e dopo le semplificazioni non resta altro che portare la torre in gioco. Su donna B8 arriva H5, la giocatrice della Lituania abbandona, e appuntamento al prossimo video. Vi invito tutti a seguire la nazionale italiana e spero che questa partita vi sia piaciuta. Complimenti Tea e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!